Ero sicuro che l'esito sarebbe stato positivo perché sono stato sempre convinto della totale innocenza dell'ingegner Zornita e mi fa piacere che anche questo supplemento di indagine, peraltro disposto doverosamente dalla Procura di Trieste, abbia confermato il convincimento che ho sempre avuto. Nessun DNA compatibile, nessun nome, nessuna svolta. La super perizia ordinata dal GIP di Trieste Luigi Dainotti, affidata all'ex comandante del RIS di Parma Gianpietro Lago e all'antropologa molecolare Elena Pilli, non ha trovato alcuna corrispondenza genetica fra i reperti analizzati. Prevedibile per l'avvocato Maurizio Panizza, difensore di Elvo Zornita, l'ingegnere bellunese residente nel Pordenonese ad Azzano X, finito al centro dell'inchiesta nel 2004 e poi scagionato nel 2009. Per l'ingegner Zornita è l'ennesima fine di un'avventura che lo ha davvero turbato, che gli ha rovinato la vita, perché oggettivamente sono 20 anni che è sotto un tiro. Mi dispiace che la giustizia non sia arrivata a reperire un colpevole di tutti questi fatti così gravi che hanno turbato il nord-est. Elvo Zornita ha visto la sua posizione archiviata nel 2009 al termine di un percorso istruttorio che non lo ha nemmeno portato a processo dopo la scoperta che il poliziotto scientifico Ezio Zernar, condannato in via definitiva, aveva manomesso un lamierino rinvenuto all'interno di un ordigno inesploso e attribuito a una bomber. Il nome di Zornita successivamente è stato inserito nell'elenco degli indagati nel supplemento di istruttoria che ha comportato l'analisi di 27 reperti. Dall'esito del cui esame sono derivati 68 campioni, tutti esaminati con molta accuratezza, con tecniche molto moderne, con decine di migliaia di prove effettuate dai consulenti. Adesso l'esito è stato tranquillizzante per lui come per gli altri indagati. Fra una decina di giorni ci sarà udienza al Tribunale di Trieste, non dubito che nel giro di qualche settimana ci sarà l'archiviazione per l'ennesima volta. Complesso l'iter della superperizia. Addirittura si è arrivati a un risultato, per quanto mi consta, che è abbastanza strano, nel senso che in alcuni reperti sono stati individuati dei diversi profili di DNA, per cui potrebbe anche succedere che quei reperti siano stati toccati da più persone e quindi il teorema per il quale un'unica persona sia da considerarsi una bomber, maschio o femmina che sia, in realtà potrebbe essere messo in discussione. Circostanza già evidenziata dall'avvocato Panitz quando fra il 2006 e il 2007, di fronte ad alcune prove inoppugnabili dell'innocenza dell'ingegnere Elvo Zornita, il legale avanzò l'ipotesi di plurimi responsabili di quegli episodi. E mentre le accuse cadono in prescrizione, anche per la giustizia il tempo sembra essere ormai scaduto.